Eder. Mech. Pallister. Il 3 gennaio Gabriele segnalava di aver visto nel comune di Muggia nei pressi di Porto San Rocco, il giorno 1 gennaio 2021 alle ore 19:30 circa, la persona Resinovic Liliana. Riferiva inoltre che costei indossava un giubbotto nero trapuntato, un foulard degli occhiali con fusto nero. Gabriele riferiva anche che non aveva chiamato il 112 nel giorno in cui aveva visto la persona scomparsa, per far arrivare una pattuglia sul posto, perché quel giorno il telefono non gli funzionava. Il giorno 4 gennaio alle ore 10 Gabriele è stato sentito a Muggia. Quella sera, verso le ore 19:30, ho parcheggiato la mia autovettura Hyundai nel garage di Porto San Rocco per recarmi alla panenoteca ristorante La Gambusera. Sono uscito dal garage dalla porta che si trova nei pressi della palestra California. Superata la palestra, sulla destra, ho visto un uomo alto, vestito con jeans e giubbotto scuro con uno stemma bianco che non ho riconosciuto sulla schiena, fisicamente ben messo, scuro di capelli. Non saprei riferire se fosse giovane o anziano perché aveva la mascherina sul volto. Mi è parsa strana la sua presenza, l'ho superato ed ho raggiunto il locale. Ho preso le consumazioni e, dopo circa 15 minuti, sono uscito. Uscendo dal locale, ho notato seduta sulla panchina di sinistra una donna esile, vestita con un giubbotto scuro, tipo piumino, jeans stretti, con un foulard nero attorno al collo, capelli castani. La donna era a me rivolta di spalle, nel senso che guardava il mare rispetto alla mia posizione. Quando ha percepito la mia presenza, ha girato la testa a destra, verso di me. Mi è sembrata impaurita ed aveva un cellulare in mano con il display illuminato. L'ho vista di fianco, quindi dal lato destro, e non indossava la mascherina. Non ho visto se avesse particolari colorati sui capelli. Indossava un paio di occhiali allungati tipo goccia sottili con fusto scuro e lenti polarizzate color grigio marroncino scuro. Quando mi ha visto si è come spaventata ritraendosi. Ho avuto l'impressione che volesse nascondersi. L'uomo che avevo visto in precedenza era ancora presente. Non so se fossero assieme. Mi sono incamminato verso il parcheggio. Arrivato a casa, ho iniziato a pensare a quella persona e mi è venuta in mente la donna scomparsa qualche giorno prima a Trieste. Guardando poi le fotografie di quest'ultima, che avevo visto pubblicate sui social, sono quasi sicuro all'85% che si trattasse della medesima persona. Non l'ho sentita parlare ma le ho sentito dire solo, "Ya", ma non so a chi fosse rivolto. Quello che mi ha colpito molto è che mi è sembrata molto spaventata e molto magra. I capelli della donna erano lisci, a caschetto e di colore castano. Come detto, non ho visto se avessero particolari colorati. Vi fornisco anche uno screenshot in cui si vede la donna con un berretto in testa, mentre indossa un paio di occhiali che, a vista, sembrano gli stessi che ho visto indossare dalla donna a Porto San Rocco la sera del 1 gennaio. Anche la forma del viso e le sue rugosità mi sembrano le stesse. Non ho chiamato subito le forze dell'ordine perché sono rimasto scioccato dalla presenza dell'uomo e poi non ero sicuro che si trattasse della stessa persona. Riflettendo in seguito con mia moglie, ho deciso di chiamare i carabinieri. Non sono sicuro ma, frequentando il Carso Triestino e la zona di Basovizza, vedendo la foto comparsa sui social della donna in compagnia del marito, ho come l'impressione di averli già visti in qualche luogo a bordo della loro bicicletta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.